benvenuti al 10° appuntamento dell'aperitivo d'autore. Ospite stasera Paolo Casti, scrittore serramannese, classe 1972. Diplomatosi in elettronica e telecomunicazioni, dal 1991 impiegato presso la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di responsabile del protocollo. Già nel 1997 predispose la bozza di quello che poi diventò il sito di Serramanna, in cui raccolse il frutto delle sue ricerche sulla storia del paese e delle foto d'epoca. Dal 2009 collabora con il sito a Serramanna, nel quale ha pubblicato anche un articolo riguardante la sua ricerca sul 14° conte di Serramanna, che poi intervista nel 2014 e sul quale scrive anche un libricino che è qui in biblioteca. Nel 2010 dà alle stampe il suo primo libro, Serramanna Insolita, a cui segue nell'anno successivo il secondo volume, e nel 2014 la terza parte della raccolta. Prego. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Ho preparato qualche diapositiva per aiutarmi, diciamo, nella presentazione. Allora, con i miei libri io ho sempre cercato di dipingere un quadro di Serramanna, di una Serramanna insolita, cioè anziché parlare delle solite cose, appunto parlare di cose che non tutti conoscono, o comunque approfondire certi temi. E quindi diciamo dipingere perché quando si guarda un quadro e lo si guarda appunto da vicino si riescono a notare più i difetti che un quadro d'insieme, e quindi è come quando si guarda un tramonto: se ci si allontana si riesce ad apprezzarne meglio tutte le sfumature. E quindi appunto, per chi non lo sapesse, io non abito più a Serramanna da qualche anno, e quindi questo fa sì che io sia diventato un osservatore privilegiato. E questa lontananza ha fatto sì che le mie passioni, il mio interesse per il mio paese natale si siano accresciute, e questo ha fatto sì che, non lo so, diciamo alla fine ho scritto 3 libri che in effetti potrebbe essere uno solo, solo diviso in 3 volumi, potrebbero essere anche 4 o 5. E volevo descrivere appunto una realtà che non è fatta solo di problemi, di disoccupazione, di droga, ma anche di cose positive. E quindi appunto, come stavo dicendo, se guardiamo un quadro da vicino, anche i quadri più famosi, si possono notare vari difetti, tipo la costa screpolata, una cornice rovinata, mentre appunto allontanandosi si riesce a vedere in un altro contesto e apprezzarne un po' tutte le sfumature. Se voi leggete appunto i giornali, solitamente sono sempre notizie, diciamo, di cronaca nera, sempre fatti negativi. Diciamo, per il terzo libro la mia idea era anche intervistare chi scrive per l'Unione. Purtroppo il giornalista non ha voluto rispondere alle mie domande, mi ha detto che erano un po' fastidiose, ha preferito evitare. Però mi sarebbe piaciuto sapere, cioè, perché non dare risalto anche delle cose positive che ci sono a Serramanna. Anche tanto per dire, anche questo è l'aperitivo d'autore, la stampa non è che abbia dato risalto più di tanto, si tende più a dare notizie, diciamo, sensazionali che forse aiutano le vendite, ma non aiutano la crescita anche culturale del paese. E quindi appunto nel mio primo libro scrissi la prefazione, che adesso vi leggerò per chi appunto non l'ha ancora letto. Allora, la lettura di queste pagine si propone come fine l'intento di stimolare e interessare i lettori per accostarli e indurli ad approfondire la storia della propria terra, in quanto è molto diffusa la mancanza delle più basilari conoscenze. Questo reso conto di fatti, persone, personaggi e date non ha nessuna pretesa di porsi come verità storica, anche se tutto ciò che viene riportato è documentato e facilmente verificabile, ma è soprattutto il frutto della mia passione per la ricerca e per la storia della Sardegna e per il mio paese natale, Serramanna in particolar modo. Spero con questa mia ricerca che qualcun altro si appassioni alla storia del proprio paese e non si perda la memoria storica della villa di Serramagna, che non ha meno importanza di quella di altri paesi più grandi.
Io ad esempio basta pensare tipo San Luri organizza la festa del borgo, ma anche San Luri a parte il castello non è che può vantare molte più cose rispetto a Serramanna, sono stati solo bravi a valorizzarle e quindi io penso che si potrebbe fare anche a Serramanna. Nel secondo invece scrissi nella prefazione: ricordare le proprie origini non è una cosa fine a se stessa, ma è un modo per tenere vive le tradizioni e per non dimenticare. Verba volant scripta manet, le parole volano, gli scritti rimangono e io volevo che le mie ricerche rimanessero impresse a futura memoria. Nelle prefazioni voglio riportare anche la lettera di un mio amico e lettore che scrisse così: ti scrivo per complimentarmi con te per il libro su Serramanna. Credo che nessuno più di te stia dimostrando amore e attaccamento per questo paese. Sono però anche orgoglioso che finalmente sia stato scritto il primo vero libro su Serramanna, dal momento che so con quale impegno, dedizione e competenze hai lavorato. So che hai fatto un grande sforzo per realizzare questo lavoro, anche perché hai voluto fare affidamento solo sulle tue forze, e questo esalta ancor più l'importanza del tuo contributo nel dare lustro al paese. Di tutto ciò da serramannese e anche da amico ti ringrazio di cuore, però ti faccio anche un grosso in bocca al lupo per non arrenderti e per continuare la tua attività di ricerca. Sono convinto che meriti molto di più di quanto hai finora raccolto. E io penso sia la verità, nel senso che la maggior parte delle mie ricerche sono state frutto solo della mia passione e delle mie capacità. Anzi, purtroppo ho trovato anche molti ostacoli durante le ricerche, perché un po' dappertutto, ma a Serramanna in particolar modo è molto diffusa la... come si dice, cioè, c'è un po' di gelosia, un po' di... le persone non sono molto restie a condividere sia fotografie vecchie sia documenti vecchi e quant'altro, quindi è molto difficoltoso fare delle ricerche e approfondire gli argomenti. Poi vi voglio leggere appunto una nota introduttiva che ha scritto Davide, che oltre ad essere un mio amico è uno degli amministratori, uno dei fondatori della Serramanna, e mi ha scritto: ogni regione e ogni comune d'Italia dovrebbe avere persone splendide come Paolo, capaci di raccontare la propria storia e le proprie tradizioni, perché dovrebbe essere motivo di orgoglio avere come compaesani persone che si impegnano per valorizzare e salvaguardare ciò che di meglio possediamo, la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre molteplici eccellenze presenti nella nostra Serramanna. Ed è la verità, nel senso che a me sarebbe piaciuto che qualcun altro prima di me avesse approfondito. Io mi sono fatto sempre tante domande, per darmi le risposte ho dovuto fare io le ricerche. Mi sarebbe piaciuto avere già un libro sotto mano per poter leggere e conoscere la storia del mio paese. E perché ho detto la nostra Serramanna? Perché Serramanna è fatta da noi in quanto persone, l'unione che crea il paese. Non siamo un'entità astratta. E quindi diciamo, fino a non tanto tempo fa Serramanna era un paese ricco di vigneti, di campi di grano, di pomodori, di carciofi, e poteva vantare una florida industria conserviera e vinaria. Attualmente solo la Casar è rimasta l'unica industria conserviera in Sardegna. Diciamo che per fortuna è un po' una cattedrale nel deserto. Basti pensare che prima a Serramanna c'era una radio, c'erano 2 cinema, una discoteca, 1000 attività produttive. Serramanna raggiunse addirittura i 10.000 abitanti, c'è anche l'ex sindaco si ricorderà sicuramente. Negli anni 90 superò addirittura i 10.000 abitanti, e quindi era un posto dove la gente voleva stabilirsi e aveva interesse a stabilirsi perché si stava bene. Poi pian piano, purtroppo, come tanti altri centri del Campidano e della Sardegna in generale, si è assistito al fenomeno dell'immigrazione. Infatti sono tantissimi i giovani serramannesi che sono diciamo, andati via a lavorare fuori, eccetera. Diciamo che Serramanna era conosciuta come anche la piccola Parigi, una definizione probabilmente figlia degli anni 50, coniata dai cagliaritani sfollati che venivano ospitati dalle famiglie serramannesi. Infatti chi come me ha viaggiato fin da ragazzo a Cagliari si sentiva sempre appellare con il dunque, un po' con fare il scorreggiativo, dimenticando che appunto magari i loro nonni erano stati ospitati da famiglie appunto dei biduncoli. E quindi stavano dicendo, soprattutto negli anni 70, Serramanna ha subito la piaga della droga, come appunto forse succede ai paesi che troppo rapidamente si
si espandono e si trasformano in cittadini. Diciamo, la droga è classicamente l'evoluzione dell'ingrandirsi delle città, quindi i quartieri periferici soprattutto soffrono di queste piaghe. Quindi, come dicevo all'inizio, pur non abitando più a Serramanna, non ho mai spezzato il legame con il mio paese natale. Anzi, tutt'oggi se qualcuno mi chiede di dove sei, io dico orgogliosamente sono di Serramanna. E quindi appunto nei miei libri ho trattato vari argomenti, sono 77 argomenti per l'esattezza, che spaziano dalle ricerche storiche alle leggende, all'archeologia, monumenti, senza dimenticare appunto le persone. Infatti appunto ho voluto parlare di chi magari lasciando perdere il famoso detto tanto non c'è nulla, ha voluto crearsi una professione magari sfruttando una sua passione, anziché stare magari seduto al bar e dire tanto non c'è niente, me ne sto qua, non si sa bene a far cosa. Oppure c'è anche chi purtroppo ha deciso di cercare fortuna altrove. E infatti, soprattutto nel terzo libro, ho raccontato le storie dei giovani che purtroppo sono dovuti andare a cercare fortuna, chi in Germania, chi in Sudafrica, in varie parti del mondo. E quindi diciamo, anziché piangersi addosso, molte volte basterebbe anche inforcare un po' gli occhiali della positività e guardare diversamente il nostro, cosa c'è davanti, cosa ci può offrire il nostro mondo, diciamo. Allora, quindi oggi però volevo parlarvi delle persone che hanno dato lustro al nostro paese. E quindi diciamo non possiamo dimenticare sicuramente Vico Mossa, infatti abbiamo ancora l'archivio che a breve verrà riordinato, oppure Franco Puzzolo, fumettista dell'Elevatura Nazionale, o Giovanni Battista Medici, o anche Giovanni Solinas, a cui è intitolata questa biblioteca. E quindi ho preparato delle schede che appunto, come ho trattato nei libri, parlano di queste persone. Iniziamo con Vico Mossa. Vico Mossa nacque a Serramanna il 15 ottobre del 14 e frequentò le scuole elementari di Serramanna per proseguire gli studi, prima a Cagliari e poi a Roma, alla facoltà di architettura. Rientrava regolarmente per le vacanze a Serramanna, il suo paese natale. Nel 1939 si laureò discutendo il progetto di un centro turistico sulle rive del lago Modena in Sardegna, e nel 1940 diede l'esame di Stato a Firenze. Tornò in Sardegna per insegnare presso l'Istituto d'Arte di Sassari, dove fu istituita la sezione di architettura, in quanto in quegli anni la Sardegna aveva bisogno di disegnatori, in quanto erano gli anni in cui la Sardegna sembrava volesse rialzarsi. A Sassari lui svolse praticamente per la maggior parte della sua carriera sia professionale che anche familiare, nel senso che si stabilì a Sassari, tanto che i suoi primi lavori da professionista riguardano i restauri della parrocchia di San Basilio a Sennoli, della Basilica di San Gavino a Porto Torres e della Cattedrale di Sassari, per i quali ricevette anche la commenda dell'Ordine di San Silvestro, un'onorificenza concessa per chi si dedica attivamente alla vita della Chiesa. Però non dimenticò mai Serramanna, tanto che lui scriveva spesso degli articoli soprattutto sulla Nuova Sardegna e non mancava mai occasione per vantare soprattutto o il campanile della chiesa di Serramanna, o comunque era sempre attento a valorizzare quello che il suo paese natale poteva offrire. Poi è da ricordare che dal 1956 al 1961 insegnò elementi di architettura e rilievo dei monumenti all'Università di Cagliari, e nel 60 fu addirittura nominato dal Ministero l'ispettore onorario per le arti e le tradizioni popolari in Sardegna. Successivamente ricevette anche l'incarico per la progettazione della sede del giornale Nuova Sardegna, sempre a Sassari, e nel 62 la giunta regionale lo nominò presidente del comitato di sviluppo della prima zona omogenea di Sassari, in vista dell'attuazione del famoso piano di rinascita. Nel 73 ricevette l'incarico dal comune di Sassari di restaurare la fontana del Rosello e di illuminare i principali monumenti cittadini. Predispose quindi il progetto della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Olbia e comunque si occupò soprattutto appunto di architettura religiosa, perché comunque erano le cose che gli venivano chieste. Collaborò inoltre attivamente con i vari giornali dell'isola, quindi appunto come ho detto prima soprattutto la Nuova Sardegna, i Cnusa e l'isola stesso, un quotidiano che ora mi pare neanche esista più.
Diciamo che Sassari lo accolse a braccia aperte, tanto che gli conferì nel 95 il Candeliere d'Oro, che è la massima onorificenza che concede il comune di Sassari ai cittadini, diciamo. Anche Serraman, anche se diciamo un po' tardivamente, ha voluto concedere dei riconoscimenti all'architetto Vico Mossa. L'ultima è stata la posizione della targa nella sua casa natale in Via Serra, e appunto, come detto prima, si spera a breve che venga riorganizzato il cospicuo lascito degli eredi Mossa che hanno voluto donare al comune di Serraman. Adesso vi parlo di Giovanni Battista Meris, che nacque a Serraman il 27 marzo del 22 e si dedicò fin da bambino alla vita contadina, tanto che riuscì a terminare le scuole elementari solo nel 1935, pur non essendo mai stato bocciato, in quanto d'estate faceva il guardiano delle aie e d'inverno il guardiano delle vigne. Nonostante la sua dedizione al lavoro dei campi, riuscì comunque a affinare i suoi doti intellettuali, soprattutto riguardo i problemi degli operai, dei contadini, della gente comune. Frequentò la scuola del Partito Comunista a Bologna, fu eletto addirittura consigliere comunale e sindaco nel 56, nella legislatura dal 56 al 60. Fu anche consigliere provinciale e regionale, addirittura fu eletto deputato nella quarta legislatura, sempre nelle file del Partito Comunista. E fu chiamato a sostituire l'onorevole Renzo Allaconi, deceduto nel 67, ma preferì rimanere ad occuparsi delle cose più vicine a lui, quindi rifiutò la carica, diciamo, di deputato. Nel 74 entrò a far parte in qualità di consigliere della cantina sociale di Serramanna e ne divenne presidente dal 75 all'85, contribuendo non poco a valorizzare i vini serramannesi e a ottenere la classificazione DOC. È venuto a mancare nel 97 ed è stato un grande appassionato di documentazione storica e archivistica, tanto da pubblicare Atti della comunità agricola Serramanna 1818-1849, che pubblicò nel 75, un libro di 400 pagine in cui riporta gli atti del Consiglio Comunitativo di Serramanna. In seguito pubblicò Cenni di storia sugli insediamenti e sul territorio, in cui, partendo dalla toponomastica, cosa che è stata poi ripresa adesso per le targhe di Vignaus, descrive appunto minuziosamente rioni e tante altre notizie che prima di lui nessuno aveva mai trattato. Nel 2008 poi postumo è stato pubblicato Circhio Ameri Crasi Bonatino, raccolta di detti e proverbi in sardo campidanese tradotti e spiegati in italiano. Quindi diciamo che Meris in qualunque campo si sia applicato ha dimostrato esemplari doti di dialogo e comprensione sia dei problemi degli operetti contadini, ma è stato anche un grande appassionato di storia locale. Quindi penso entri a pieno titolo nella categoria delle persone che hanno dato il lustro a Serramanna. Poi Franco Puzzolo. Franco Puzzolo è nato il 4 ottobre del 1936 a Serramanna ed è considerato uno dei maggiori vignettisti sardi italiani. Manlio Brigadi lo definì addirittura il più disegnatore dei sardi e il più sardo dei disegnatori. Ha lavorato per le più prestigiose riviste italiane ed è stato il vignettista ufficiale del Leone Sardo e del Messaggero Sardo per oltre 30 anni. Esordì giovanissimo nel 1953 inviando una vignetta settimanale Il calcio e il ciclismo illustrato e sempre negli anni 50 collaborò con il settimanale romano Il Travaso delle Idee e si trasferì in seguito a Milano, dove venne assunta la gamma film dei fratelli Gavioli, dove realizzava i cartoni animati Caroselli, dando vita appunto a personaggi celebri come Babut, Mammut e Filiut, Capitan Trinchetto e tanti altri. La sua famosissima firma a singhiozzo Puzzolo cominciò ad avere una vasta diffusione, ma complice la nostalgia che colpisce, diciamo, tutti i sardi emigrati, preferì tornare in Sardegna, forse anche precludendosi una carriera, diciamo, più luminosa. E quindi, diciamo, si propose a l'Unione Sarda, diretta allora da Fabio Maria Crivelli. Allora vi era una striscia satirica che si chiamava Sardo Spatter, disegnata da Antonio Castangia, e lui si incaricò di affiancargli Sardus Filius, e con questo fumetto appunto poteva dedicarsi a ciò che a lui era più congeniale, cioè la satira sociale. Qualcuno appunto l'ha definito il Forattini sardo,
e appunto lui non ha, non ha avuto niente di meno dei vari Forattini, Vauro, Altanno e LK. Tanto che Paolo Savona, un noto economista sardo, disse: Puzzolo è il più fine e acuto osservatore e commentatore della realtà socio-economico-culturale della Sardegna. E diciamo che ciò che più ha colpito di Puzzolo era la sua capacità di sintesi, cioè guardando una vignetta di Puzzolo si apriva un mondo, cioè diciamo già osservando una non c'era bisogno di sottotitoli, di spiegazioni, rendeva perfettamente l'idea, sia che si parlasse di incendi, di alluvioni, di rapimenti, temi a lui più cari, o anche delle servitù militari. Diciamo, gli piaceva molto fare satira su questi argomenti. Lo descrisse appunto benissimo Vittorino Fiori, che disse: quello che Puzzolo spilla dalla sua botte è come un vino che suscita allegria ma subito rivela al palato un retrogusto amaro. Ed è vero, nel senso che chiunque abbia visto una vignetta di Puzzolo non ha potuto fare a meno di sorridere, ma è quel sorriso che è un sorriso amaro, non è un... diciamo, allora, nel 2008 gli è stato conferito il Serramannisis Gens, un premio voluto dall'amministrazione comunale di Serramanna con lo scopo di rendere merito a quelle persone che appunto hanno dato lustro al paese. Quindi diciamo Franco Puzzolo è sicuramente una persona che ha dato lustro a Serramanna. Ha dato alle stampe numerose pubblicazioni, tra cui Pena l'arrabbiata, Anco di Duressa Giustizia, Diario d'Estate, nonché è stato illustratore di numerose campagne anche a favore della donazione del sangue o appunto delle campagne antincendio e tante altre cose promosse dalla regione Sardegna. Poi il professor Giovanni Solinas, a cui è intestata appunto questa biblioteca. Biblioteca ha avuto la rivisitazione di una bozza realizzata nell'88 appunto da Franco Puzzolo, è stata adottata nel 2013 come logo della biblioteca. Biblioteca che è stata istituita nel 1978 e nel 1996 è stata appunto dedicata al professor Giovanni Solinas, docente di storia della filosofia presso l'Università di Cagliari, è riconosciuto a livello nazionale come uno dei più brillanti studiosi del suo tempo. Solinas è nato a Serramanna nel 1921 ed è stato docente della facoltà di lettere dell'Università di Cagliari dal 56, fino al 56. Dal 74 al 77 è stato inoltre prorettore dell'Ateneo, dal 78 all'84 preside dello stesso. È stato un grande studioso della filosofia illuminista e ha condotto studi su Juvarta, Croce, Hegel, Cartesio e Kant, tanto che nel 1955 pubblicò Condillac e l'illuminismo, un libro pionieristico che fu solo il primo passo dell'opera di scavo della filosofia illuminista. E quindi diciamo Solinas è stato riconosciuto a livello nazionale come un brillante studioso. E io penso che invece a Serramanna nessuno conosca bene questa figura che invece diciamo ha dato tanto. Fino all'88, quando purtroppo si ammalò, fu colpito da una malattia che pur di breve durata non gli diede scampo, infatti appunto venne a mancare nel dicembre dell'88 e grazie diciamo nel 2010 gli è stata addirittura dedicata l'aula dove lui insegnava presso la facoltà di lettere dell'Università di Cagliari. A ricordarlo appunto sono intervenuti dei personaggi illustri della Sapienza di Roma, tanto per citarne alcuni, e fu appunto durante questa cerimonia fu detto: sono grata alla facoltà per avergli dedicato questo spazio perché è uno dei luoghi di vita più intensa dei nostri corsi, nel senso che lui lì ha avuto modo di farsi conoscere, di far conoscere le sue doti di filosofo, diciamo. Oggi purtroppo non esiste più quell'istituto che il professor Solinas diresse per tanti anni. Ora esiste il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane, ma comunque era sempre dove lui esercitava. Quindi diciamo, vi ho parlato di 4 uomini illustri, ma io volevo parlare anche di una donna illustre, che molti diciamo forse neanche conoscono, ma io penso entri a pieno titolo nelle persone illustri. Lei è Ita La Testa, che ha dato il nome a un dolce, cioè l'Illunas di Serramanna, e quindi a mio parere merita di essere ricordata. Ita La Testa nacque a Serramanna nel 1917, penultima di una famiglia numerosa, deceduta nel 1997 a Cagliari, dove gestiva una piccola libreria, L'Étranger, specializzata in libri stranieri.
Nell'82 pubblicò un libro di cucina chiamato Cucina in Sardegna, che è costituito da 500 ricette di cucina sarda, ma non rivisitate, cioè la cucina proprio tradizionale sarda, tanto che è un libro che attualmente non si trova più in commercio, tanto fu il suo successo. Inoltre collaborava con Luna nel Sarda e la RAI, che siano rivolti a lei appunto per seguire delle rubriche di cucina, in quanto appunto era riconosciuta, diciamo così, universalmente come tutrice della cultura culinaria sarda. Quindi appunto aveva avviato e sostenuto un dialogo serrato con migliaia e migliaia di lettori, una rubrica che dava conto di un mondo che in gran parte non esisteva o non esiste più, tanto che adesso anche nelle sagre paesane si tende più a andare a prendersi, che ne so, un panino con salsiccia anziché andare a gustare i piatti tipici della cucina sarda come magari si poteva fare prima durante le sagre dei vari paesi. E quindi, come dichiarò lei stessa, dei libri ho sempre parlato soltanto dopo averli letti, e così prima di raccontarli ho provato sul campo anche tutte le ricette che ho proposto nei miei libri, disse. Quindi diciamo i suoi libri in breve tempo divennero una specie di Bibbia della cucina sarda, tanto che se voi provate a cercarli ormai non sono irreperibili in commercio. Chi ha la fortuna di averli acquistati a suo tempo li ha, gli altri purtroppo non. E quindi diciamo al suo paese natale vuole dedicare la ricetta delle pizzette di pasta lievitata, le lune di Serramanna, che mi sa che sono state riproposte durante adesso l'inaugurazione delle targhe di Vignouse, quindi diciamo che è stato anche tributato questo onore. E quindi diciamo io con questo vi voglio ringraziare, però volevo anche dire che, come abbiamo visto, Serramanna ha avuto ed ha degli uomini che hanno dato lustro al paese, e a mio modesto parere si potrebbero addirittura istituire dei premi, tipo il premio di commossa dedicato all'architettura, cioè perché no? Oppure il premio dedicato a Giovanni Battista Melis, avente come tema l'agricoltura, o a Franco Puzzolo fare, che ne so, una cosa sul tema del disegno del fumetto, o sempre a Giovanni Solina sui temi letterari o filosofici, o Ida la Testa, perché no, avente come tema la cucina sarda o anche la cucina in generale. Diciamo, io non lo vedo come una cosa campata in aria, nel senso che anche tipo a Mossa, pensavo se il comune di Serramanna coinvolgesse l'Università di Sassari o grandi facoltà di architettura, magari anche università straniere, perché no? O anche lo stesso Franco Puzzolo, perché non istituire un premio dedicato a lui, come fanno, che ne so, a Villa Circa, c'è il premio Dessì. Dessì non è che abbia avuto meriti stratosferici, è stato solo valorizzato e ha dato l'occasione per istituire appunto un premio letterario che col passare degli anni è stato comunque apprezzato e si sta ingrandendo sempre di più. E quindi diciamo, come per tutte le cose, basta crederci e basta lavorarci. Io ho finito. Mi commuovo, vedo di girare. Io lo volevo fare sono curiosa di sapere quando è che, cioè cos'è che ha fatto partire la tua scintilla per fare la tua prima ricetta? Cioè, ti è sempre piaciuta? Lei l'ho raccontato nell'incontro che ho fatto a dicembre. In poche parole, allora, da piccolo, cioè non è che io sono nato ero il bambino. Mi ricordo, per un compleanno mio padre mi regalò un libro, Sardegna Nostra, dove oltre a parlare della storia della Sardegna, per ogni paese della Sardegna c'erano neanche una paginetta, un paio di righe. E ovviamente di Serramanna contava la chiesa parrocchiale, la cantina, la casa, queste cose qua. E quindi diciamo è diventata appunto una passione, nel senso che io da allora, quando vedevo, che ne so, un giornale, un libro di storia, un qualsiasi cosa, cercavo sempre di vedere se di Serramanna c'è qualcosa. E quindi piano piano ho sempre raccolto le varie notizie che poi diciamo crescendo ho voluto approfondire. Oppure, come ho sempre raccontato l'altra volta, tipo la curva del tenente a non San Massi. Quando si era ragazzi si andava a San Massi, c'era una salute studente, io perché salute studente? E quindi piano piano cercando notizie, a volte trovate anche per caso, a volte perché le ho cercate apposta. Bella passione. Posso chiedere una cosa? No. C'è qualcosa di Serramanna che ancora non è scritto, però vorresti farlo? O c'è qualcosa in programma, magari c'è qualcos'altro? No, ma c'è da scrivere, ripeto, ce n'è sempre, a volte mi capita anche per caso di
di sentire una cosa, allora mi piacerebbe approfondirla, ma no, adesso come adesso non lo so, anche le ultime ricerche, anche l'ultimo, cioè l'unico deportato in campo di concentramento, cioè sono cose che non lo so, mi è capitato così di trovare e ho voluto approfondire. Soprattutto Ma non perché ho cercato, anche cose storiche dici, diciamo, sì, ce ne sono tante. invece cose di oggi, È lo stesso. quindi Ce ne sono molte cose che mi incuriosiscono. Però come dicevo prima, anche il fatto che il Serramannese, soprattutto il Restio, io anche quando feci i siti, il primo sito di Serramanna, andai in giro a chiedere sia fotografie vecchie, cioè molti ce l'hanno, non te le vogliono dare, come dire no, questa ce l'ho, non te la do, è la mia. Io invece sono convinto del contrario, cioè è bello condividere, è bello... cioè io appunto, voi avete visto anche su Facebook, io trovo una foto, mi piace metterla e dire questa è una foto di Serramanna, ma che non è mia, è di tutti. Poi magari uno può dire sì, l'ha trovata Podcast, l'ha trovata Christian, l'ha trovata... cioè non toglie niente. Grazie. Grazie a voi.